Elena Donazzan, che canta a faccetta nera in radio, scatena le forze politiche avversarie. Prima i consiglieri regionali, poi la segreteria veneta del Partito Democratico chiedono le dimissioni dell'assessore di Fratelli d'Italia. Noi chiediamo le dimissioni dell'assessore alla pubblica istruzione della Regione del Veneto. È imperdonabile, non è una goliardata, non si scherza su questo. Tra l'altro a me risulta che in Italia ci sia ancora un reato che si chiama apologia di fascismo, quindi ci andrei piano e naturalmente non può assolutamente essere messo sullo stesso livello il canto della liberazione, della libertà per tutti gli italiani, il Bella Ciao con questa come dire, canzone che è sicuramente di parte e molto di parte, scandalosamente di parte. Una pausa a Donazzan la chiedono anche più Europa, i parlamentari del Movimento 5 Stelle e la rete degli studenti medi, così come l'associazione Partigiani di Treviso. Lei non è nuova a queste cose. Tempo fa andò a inaugurare a Valdobbiadene una lapide alla 10ª Mas e quindi mi pare una posizione irresponsabile per una signora che svolge un ruolo. Sono il presidente Zaia e la sua giunta a dover intervenire, rincara Vernier, e prendere una decisione. Non si può dissociarsi e poi far finta di nulla e di continuare come nulla fosse, insomma. Io credo che sia necessario che la Giunta prenda immediatamente posizione e si vada verso le dimissioni da assessore di questa signora.